un lavoratore in vigilanza full time porta a casa tra i 1.200 e i 1.300 euro al mese, con un orario di lavoro a 40 ore settimanali, lavoro notturno ovviamente perché si svolge prevalentemente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 del mattino. Indebitati pur lavorando è la situazione di tanti lavoratori anche del mondo del terziario. Ad impoverirli l'inflazione che ha eroso i consumi, ma anche contratti mai adeguati se non addirittura pirata. Secondo l'indagine redatta dalla categoria Filcams, tra i lavoratori più poveri ci sono i camerieri, gli addetti alle pulizie delle cooperative, i vigilantes. Questi ultimi con contratto nazionale appena rinnovato, ma sul quale serve portare avanti una battaglia per adeguare la retribuzione all'inflazione. Non dimentichiamoci che in Italia non esistono ad oggi strumenti legislativi per contrastare e adeguare gli stipendi all'aumento dell'inflazione. Questo può avvenire solo con i contratti collettivi nazionali, che sono uno strumento importantissimo, fondamentale da preservare e che in qualche modo pensiamo che possono essere garantiti e ulteriormente rafforzati da una legge che introduca un minimo orario come una legge sul salario minimo. Per difendere queste categorie i sindacati hanno convocato uno sciopero a sostegno di quello regionale fissato per il 24 di novembre in Veneto. Si fermeranno i lavoratori il 22 dicembre per 8 ore. Il 17 novembre invece le categorie della CGIL, del settore pubblico e degli appalti sciopereranno a 8 ore, questo per le leggi sul diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici che seguono una disciplina a sé e come categoria, quindi come Filcams CGIL, abbiamo invece promosso una data di mobilitazione unitaria insieme a CISL e UIL, quindi patrimonio di tutte le organizzazioni sindacali, per il 22 dicembre con 8 ore di sciopero per il terziario e per il turismo.